they took my fucking money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker. È certo che in questo fantastico paesino che è San Francesco in provincia di Pordenone, no? Come non bastasse l'area camper con il campo da calcetto o da basket, percorsi naturalistici che non ne parliamo, fantastici, cervi, i borghetti, addirittura hanno messo il pit stop per le bici elettriche con tanto di ovviamente ricarica e gli attrezzi. L'unica cosa, non so, questo è un semi appello al sindaco, no? Allora, innanzitutto complimenti, perché veramente cose così sono più uniche che rare, quindi veramente voto 100, no? Voto 10. L'unica cosa però, ok, va benissimo l'area camper, no? Però sti camperisti, sti turisti camperisti magari vorrebbero anche un po' spendere. Allora, ok, va benissimo il ristorante, il locale che c'è, senz'altro ci siamo andati tutti e tra l'altro ci andrò anch'io domani. Però insomma un alimentari non guasterebbe. Io qui in zona non l'ho trovato, e secondo me se qualcuno apre un piccolo alimentari, giusto magari, oppure un ortofrutta, se non dico proprio un alimentari ma un ortofrutta, cioè per la roba fresca che va a male, no? E uno purtroppo deve abbandonare questo bellissimo posto proprio solo e esclusivamente perché non ha frutta e verdura da mangiare. Oh, molto benissimo, è una giornata particolarmente ventosa, così posso finalmente provare il mio popone, chiamasi Dead Cat o gatto morto, praticamente la peluria attorno al microfono, e sentire come si sente. Saluta Pulmin che andiamo. Però pensa un attimo, no? Cioè, è femmine e fa di tutto per togliersi il pelo, e mica lo metto dentro il microfono, cioè a volte a vita, eh? Ah, è vero, non ti ho neanche detto dove stiamo andando. Noi praticamente adesso andremo dall'altra parte del torrente dove c'è l'area camper e gireremo a sinistra, ok? Quindi la direzione è dall'area camper guardando il campo da basket, ossia la montagna, a sinistra. Però comunque lo trovi anche nelle mappe, cioè Google Maps cerca Castello Cecconi. Guarda chi c'è dietro, è pieno di alberi, non posso farti vedere. Stanno passando a tagliare l'erba con le pecore e gli asinelli. Da una parte è tutto molto bello, dall'altra purtroppo alzano zecche, insomma, ecco. Alzano, portano. È veramente un paradiso, ragazzo. Certo che come tutti i paradisi bisogna pinini e bicicletta, no? Olio di gomito, no? L'olio di gomito si usa per nettare. Vabbè, olio di voglia di fare qualcosa, perché se ce ne stiamo sempre attorno alle aree camper, cosa vuoi vedere? Quanti fioretti, ragazzi! Guarda essa, in un giardino botanico. In ogni caso il percorso è pure ideale, no? Per chi magari non è allenato in bici e non vuole fare la sfaticata, perché c'è la salita all'andata, partendo dall'area camper c'è la salita all'andata e successivamente il ritorno te lo fai tutto in discesa. Se come me ti manca il buon senso e decidi di arrivare al castello tipo a giugno, almeno insomma la buona parte delle strade, come vedi, al contrario delle nostre parti in pianura, sono tutte belle alberate, e quindi insomma sei protetto e c'hai un po' di arietta fresca, un po' di freschetto effettivamente. Serve spezzi? Guarda qua, come dice Menona, in mezzo al niente dica piantare il signore, e dopo aggiunge sempre che bello, guarda che belle, soprattutto immancabile Menona. Guarda che bei fioreti, sì, Menona senza i fioreti, invece te curati che figo questo condominio di montagna, un agriturismo, non lo so, sembra abbandonato perché è tutto chiuso, ma guarda che bello, con l'entrata, con le felci, cioè denota le felci. L'aggiornamento della giornata, è stato offerto dal canale Le Puntine del Mondo. Oggi qui a San Francesco di Pordenone o dintorni c'è una
temperatura paradisiaca che si aggira attorno, come confermato dal meteo normale, sui 22 gradi, e siamo a metà giugno, ok? Da noi in pianura si muore con i 35 di umidità pesante, ok? Quindi per me andare in bici con questo venticello e col sole, questo alternarsi di sole e ombra, ed è bellissimo. Ed infine ci sono molte moraiette in giro, che sono quei topolini che ultimamente stiamo vedendo sempre più. Chi se ne frega, disse il mago alla strega, vado nel bosco senza fare una piega. Ok, la strada, come puoi vedere, è quella che abbiamo fatto la volta scorsa con Michele. Il video dovrebbe chiamarsi Navigatore di Veneto in camper, che ti porta alle grotte di Pradis, no? Noi, come possiamo vedere dal cartello, vabbè, non stai qua a anticipare troppo, dai, taglia, Singano, taglia, sì, sta buono, calmo, ehi, calmo. Potremo andare a vedere sì il castello Cecconi che abbiamo detto, questo famoso sacrario militare, nel senso tanto menzionato dai turisti, che però noi e io, cioè per una questione di rispetto mi do del voi, cioè quindi del noi. Aspetta che mi fermo un attimo, aspetta che mi fermo un secondo, Non abbiamo mai visitato. E poi insomma vediamo anche Forno, sito storico della prima guerra mondiale. Vedi, anche questa sarebbe una cosa interessante da visitare, e se il fisico di Singano ce lo permette andiamo a fare tutto in bicicletta. Guarda un T4 color montagna, guarda qua, canoa e tutto quanto, guarda che bello, Austria. Vedi, una volta quando ero giovane, che andavo in montagna in macchina comodo con la radio, le morose che tiravano il pistolino e tutto, guardavo sti ciclisti, no? Che arrancavano in salita, e pensavo sempre tra me, ma chi cazzo glielo fa fare? E vedi come cambia la vita, no? E le cose, come gira per tutti. Mi pare che sia bene fa apposta. Che schifo, le moraiette sono cannibale. Ora mancano solo 2 chilometri, però accidenti, è tutta in salita. Qui è dove Giovanni si era fermato perché aveva il motore del camper che gli è andato in ebollizione. Comunque è bello tutto, ma il bambino che c'è in me sta pensando solo alle gomme nuove che ho e alle pastiglie dei freni a disco idraulici che ho. Cioè, provo a immaginare in discesa cosa non combino. Oddio, guarda dove siamo, c'è sto cratere immenso, ma che roba! È pazzesca a volte la natura, a volte invece no, cioè a volte non è pazzesca, è normale. Certo che sarebbe un peccato dover rinunciare proprio ora, che mancano 9 minuti. Diciamo che siete sulla strada per andare alle grotte, no? Neanche, Sì, no? sì, anche. Sì? Pradis. È poco pubblicizzato probabilmente. Perché Anche se non hai un bar. è strano, perché non mi sarà anche area attrezzata picnic, vedo, no? Sì, sì, no, è bello laggiù. Ah. Adesso abbiamo riempito di topi adesso. Ho visto, Poretti. Hai visto dove? Sì, ma sono morti, tutti morti. Sono topi suicidi. Ma che ce ne sono talmente tanti che li prendi con la macchina dicono giù in Perth era pieno di topi Sì, morti. anche in Cansiglio. Anche in Moraiette, su quelle piccoline. Il Cansiglio è sotto Belluno, in Veneto. Anche lì? Strapieno, mai visti? Io la prima volta questi li ho visti in Croazia. Questi topolini piccolini, tipo quelli di campagna. Sì, ma c'erano una volta, ma non come adesso. Uno esce fuori un momento la sera. Ben, adesso sono un po' nascosti, ma quando viene un po' così. Vabbè, sono piccolini. Fuori, sì. Noi abbiamo le pantegane, signora, sono grandi come gatti. Bene, vado a vedere se ce la faccio. Salve signora! Simpatica la signora. In ogni caso ora, come puoi brillantemente dedurre, siamo arrivati alla foresta Cecconi, no? Che è a circa, adesso manca 1 chilometro ancora per arrivare a questo castello. La ciavata è che qui la strada è tanto in discesa, io preferivo la salita alla discesa, porca miseria, la facevo al ritorno. Ma intanto che faccio finta di essere interessato a questa pesa del XIX secolo, posso riposarmi all'ombra e così ricaricarmi.
E potevo non farti vedere l'area picnic attrezzata, guarda che attrezzature, e siamo anche, cioè vedi che hai anche i gazzebi all'ombra, figata, siamo anche in riva al ruscello, come puoi ben sentire. Questi cartelli però non mi piacciono neanche un po', perché significa che in passato sono stati a rubare, oppure ricorrentemente passano a rubare, e uno dice cazzo, ma anche in un paesino sperso di montagna, cioè veramente non vivi più qua in Italia. Oh, guarda, ne è valsa la pena? Sì, Madonna de Dio, se dice da noi altri, guarda che robe! Questo è il capo. Allora. Ciao, scusa che ti chiedo, posso entrare a fare delle foto? Tranquillo. Grazie mille! Guarda che roba, aveva un persino la piscina dell'epoca. Attenzione, allora per fortuna. Dai, sono stato fortunato allora. Veneto. Veneto. Ah? Jesolo più o meno Jesolo. come zona. Io mia moglie è Veneta, molto belluna. Beh sì. Ho sentito la parlata. È venuto da Jesolo su in bici? No, in sì. No, non è lontanissimo. Lo so, ma non sono preparato, diciamo. No, in giornata magari due stelle. Buona giornata. Grazie altrettanto, salve. Saluto, buon divertimento. Grazie. Allora, il castello, come puoi vedere, non è che devo raccontartela, è di una bellezza incredibile, ma soprattutto questa bellezza incredibile è contornata da questa altrettanto incredibile bellezza che è questo paesaggio, in questa oasi di pace, di silenzio, di meraviglia, di capolavori artistici che solo la natura e Singano sa creare. Diciamo che se vogliamo dare una mano al turismo della zona, cioè a parte che vabbè, che mano puoi dare, perché come diceva la signora non ci sono bar, non c'è niente, quindi cosa vuoi portare al posto, però se si vuole un attimo far conoscere i posti, no, a chi è fuori da queste zone, ti posso garantire e assicurare che la strada è facilmente percorribile in macchina, bicicletta, ma sinceramente anche in camper, e appena fuori dal castello, anche se ricordo il signore ha detto siamo stati molto fortunati a trovarlo aperto perché di solito è chiuso, c'è un comodissimo parcheggio. Ecco, sì, a titolo di museo, ma vedo che dovrebbe essere già anche adibito a questo, probabilmente perché nel post periodo Covid adesso hanno chiuso, perché veramente, ragazzo, il posto è tenuto in una maniera veramente squisita e è di una bellezza unica, e anche il solo fatto, no, di vedere questo posto un po' come abbandonato, cioè abbandonato nel senso di difficilmente raggiungibile, poco visitato, gli dà quel valore in più. Sarebbe interessante capire, e che non ho campo per verificare, tutti questi riferimenti a Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, cioè sono passati a visitare questo castello un po' come passavano a visitare Venezia, il Goethe e tantissimi altri personaggi del passato, in quanto diciamo punto miliare, no, da non perdere. Oppure è semplicemente una rappresentazione degli ideali del proprietario, che era questo conte di cui adesso effettivamente non so dirti niente perché mi manca la connessione. No, ma il posto è e resta pazzesco, Italia, è una cosa pazzesca. Io veramente mi ritengo molto fortunato ad aver trovato aperto, come diceva il signore, e decisamente sì, ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena il giro che ho fatto. Sì, dai, lo vedi che a parte è tenuto benissimo, ma lo vedi che è decisamente adibito a museo o comunque a struttura abile all'utilizzo, quali non so, magari congressi, adesso non lo so perché non posso verificare in questo momento, bisognerebbe sentire magari il Singano del futuro se con l'internet, no, riesce a mettersi sopra un parlato e a raccontare. Signor, guarda te, sì, io devo avere anche la doppia personalità Singana spazio-temporale. Comunque, in ogni caso, Singano del passato, tu sei nel castello, o meglio, villa del conte Cecconi. Ti sarei mai chiesto, no, ma perché conte? Cioè, cosa deve fare uno per essere conte? È semplice. Per essere conte, almeno in questo specifico caso, dovevi costruire una villa di tot dimensioni. E allora, questo signore, che all'inizio era un muratore, poi si è arricchito con le ferrovie, costruì questa villa con queste determinate caratteristiche e dimensione per essere nominato conte.
Il discorso di prima, no? Tu mi dicevi cosa c'entravano le statue di Dante, Petrarca, Ariosto, no? Praticamente, insomma, si diceva che erano un po' la dimostrazione pratica di questa innocente, per carità, ignoranza dell'uomo comune che buttava là personaggi famosi, no? Diciamo personalità senza ombra di dubbio illustri, ma raggruppate così a casaccio, in quanto non avevano alcuna concatenazione logica di stile, hai capito? Era un po' come prendere dei nomi, no? A mo' di stendardo, no? E esibirli per testimoniare le proprie preferenze. Bene, ora che hai avuto modo di conoscere questo fantastico posto grazie ai video di Singano, sai che se per caso vai nell'area camper e non vieni a visitarlo, sei una brutta persona. Brutta. Sì, è anche cattiva. Cioè, stare qui, prova a immaginarti, entra un attimo nei miei panni e ti dirò che con le puntine io queste cose le faccio anche perché i panni siano i tuoi, no? Ossia, io ti dico, prova a metterti un attimo, immedesimarti in me, che sono seduto qua in un prato al fresco, all'ombra, con questa arietta che ora tu non senti più grazie al gatto morto della road, e in questo posto popolato praticamente solo dal giardiniere e con questo bellissimo castello alle spalle. Si chiama a Pielungo, è Clausetto, scusa, Pradis. Ah, c'è da pedalare, insomma. Un po' sì, è bello perché sono tutte piccole tombe, ti lascia un po' il fiato sospeso, insomma. Allora, sì, non so dov'è, ma dovrebbe essere Pradis. Pradis di sopra. Allora tu torni fuori dal bosco qui. Come fai la rampa che arrivi sul primo gruppo di case? Sì. Aspetta un secondo solo. Ok. Come fai la rampa andare su, ti trovi questa strada così dove tu vai su, no? Sì. E qua ne trovi una che va su così. Sì. E qua inizia a esserci la piazzetta e dopo vai giù e lì c'è la chiesa. Allora, come tu vai su qui trovi una strada così e quello che viene giù e quello che va fuori deve stare attento perché se ci sono... Ecco, tu prendi quella strada lì, vai sempre dritto. Ecco, di bello cos'hai? La fine del paese di Pielungo e delle belle faggette. E poi su un curvone per andare giù a Clausetto te lo trovi lì tutto con queste tombine messe lì, con queste cose di roccia lì, una roba un po' anche, sì, a me fa un po' di spessore. Perfetto, gentilissimo. Quanti chilometri saranno? No, 7 chilometri, ma se tu sei allenato non stai tanto. No, non sono allenato. Per quello che passi in mezzo a belle faggette, non c'è tanto sole, merita visto che sei qui. E dopo chiaramente se vuoi andarti a bere una roba lì a Clausetto, che lo chiamano il balcone del Friuli, perché sì, quando è limpido si vede il mare. Clausetto è un bel paesetto, che puoi bere un caffè lì in piazza. Perfetto, sì. Eccellente, grazie mille, sai. Buona giornata. Altrettanto. Buongiorno, sono quello dell'area camper che ero là con te. Allora guarda che c'è il castello aperto, è qua vicino, che mi hanno detto è molto raro che sia aperto. C'è il castello che è una roba stupenda, veramente incredibile, e hanno detto che è sempre chiuso e oggi è aperto. Io ho visto TV. Vai, piacere Yuri. David. Vai a vederlo che merita. Ora, ciao ragazzo, a dopo. Certo ragazzi che sti tedeschi è proprio dei magnakrauti, no? Allora avevo trovato sto gruppetto di tedeschi in moto, no? Li vedevo un po' spaesati, non si capivano, gli ho detto, sparavano in inglese, non parlavano in inglese, vabbè, insomma mi sono fatto capire che c'era il castello, che era molto bello, che era qua a 1 chilometro, e ti guardano con sta faccia da organo riproduttivo e ludico, e ti fanno, cioè, non lo so, c'è almeno un grazie, cioè vedi... a volte adesso non è razzismo, ma queste differenze di culture che poi fanno nascere queste inimicizie, le guerre, no? Ma così è quasi sempre stato nella storia. Quando tu trovavi
questi contrasti di usi, abitudini e religioni e convinzioni, e allora tu ti mettevi contro l'altro per difendere le tue convinzioni, hai capito? E sti magnakrauti differiscono dalla nostra cultura in quanto non salutano mai quando li saluti, te che dici una roba non ti ringrazia neanche, insomma, dai, non si fa così. Chissà che non mi incazza, Che tra l'altro non che c'entri, non per creare, per carità, nazionalismi e razzismi e tutto quello che ci va dietro, però effettivamente in queste zone, proprio in queste zone dove stavano andando i magnakrauti, si svolse la guerra proprio contro i magnakrauti che attaccarono il nostro esercito che era qui, che presidiava la zona, e la battaglia durò anche 4 ore, stavano per averla meglio i cruchi, e solo che dopo furono mandati via in quanto i nostri chiamarono gli alpini. Ma sì che ti ho scoperto un cimitero qua dietro la chiesa, andiamo a scoprire se è un cimitero normale o un cimitero di guerra. No, è un cimitero normale, però ti può tornare decisamente utile. No, per morirti e tobatue del cazzo, no. Rubinetto? Ovviamente non per caricare il camper, ma se devi rinfrescarti te perché hai fatto una bella sfaticata in bici. Anche perché lì col camper non ci passi mica, La gloria, no? La gloria tanto menzionata, no? Dal nostro, egli era dei crucchi, buon Sigmund Freud nel suo simpatico trattato I disagi della società, dove si vedeva per gloria, no? L'importanza che l'individuo dà alla considerazione di sé che hanno gli altri, ok? Quindi alla considerazione che gli altri hanno di lui. Poi per carità ovviamente non possiamo neanche sbilanciarci più di tanto, perché così come è scritta può far sottintendere che questo signore aveva portato qui della ricchezza materiale e economica e quindi veniva riconosciuto per quel motivo, però potrebbe essere che avesse compiuto anche azioni un po' più nobili, diciamo. Ma in ogni caso chi siamo noi per giudicare? Così è stato, punto. Bellissimo, sembrava di essere in moto, ma mi sono sceso i 70 all'ora. È da una vita che non andavo in moto, e con queste gomme qua e con questi freni di sta bici qua, con le sospensioni aperte ovviamente, mi diverte un casino. E confermo, i topolini sono cannibali, che schifo. Cioè vedo lungo la strada tutti i topolini che mangiano quelli che sono morti. Oddio, il vento negli occhi, non si vede, soprattutto che lacrimo. E come disse il saggio Olfo, non ci fa paura l'avventura. Quanta profondità e quanto significato in queste sue parole. Cioè in realtà non ho capito un cazzo, però quella volta a Rosolina aveva detto così. Oddio, una bissia che striscia, anzi che strisciava, non striscia più. Poco prima dell'area camper trovi su Google Maps area camping picnic, cioè ragazzo guarda che posti, hai i bidoni dell'immondizia, il gazebino, le panchine e sei in riva con la vista proprio del ruscello, cioè guarda te, se io non mi farei le vacanze qui, altro che rompermi i coglioni, andare al mare eccetera eccetera. Ovviamente avendo il torrente attaccato anche di là, io che vivo tutto l'anno in Libera preferisco andare nell'area camper dove la corrente è per attaccarmi il clima e tutto quello che voglio, e c'ho l'acqua continua, quindi docce a 1000, tipo adesso che spusso come un cavarone. Sono venuto a trovarmi. Ciao bellezza, è un pastore maremmano. Vieni. Sono i cani pastore. Forse voleva qualcosa da mangiare, poveretto. Cosa ho io qua di cani? Non ho niente roba da cani. Perché non c'è il CP? Anche perché se c'era il CP non c'era più il maremmano dopo. Tina, vieni qua. Tina, vieni qua.
certo che ragazzi adesso non per far sempre il pigna quel che si lamenta, però uno cerca un attimo il suo momento di privacy per fare la pipì, no? Cioè tira le orecchie, è vero che per carità c'è anche il ruscello che confonde eccetera, ok, non c'è nessuno, tac, te passa a Corriere dei Turisti. Eccolo. Vai Sigari!